Io sono Enrico Robigna, vi porto qua il sostegno di Sardegna, che è un'organizzazione politica io lavoro con loro, un'organizzazione politica fondamentalmente diretta e vissuta dal 40, che ha l'obiettivo di realizzare un'erosione democratica nella società e quindi anche nella politica, però innanzitutto nella società. Io sono un dipendente regionale, ricordo che quando sono entrato nel 2007 in regione, mio padre era ferroviere, mia madre è impiegata di banca, non sapevo praticamente nulla della regione e uno dei primi giorni che sono entrato mi hanno detto comunque noi guadagniamo di più di un dipendente comunale. Io non capivo perché, comunque dopo mi hanno spiegato perché e mi hanno anche detto che c'era una legge del 2006 che però prevedeva che piano piano ci sarebbe stata un'equiparazione e anche una migliore organizzazione della regione. Poi ci sono stati tanti eventi politici, finanziari, anche internazionali. Io devo dire però che si poteva fare. La regione Friuli Venezia Giulia in questi decenni è riuscita a fare il comparto unico. A me è capitato di vivere con una famiglia, con una bambina, con un solo stipendio e vi devo dire anche da dipendente regionale, con una famiglia a Cagliari, monoreddito, è difficile arrivare a fine mese, per cui ci sono tante ragioni. Prima di tutto la ragione generale che attiene alla Sardegna, a tutte le sarde e a tutti i sardi. Un comparto unico permette di programmare, indirizzare, gestire e controllare meglio tutte le risorse pubbliche che noi gestiamo. E oggi il pubblico è una pedina fondamentale se vogliamo fare in modo che mia figlia che ha 3 anni possa continuare a vivere in Sardegna. Quindi c'è una ragione generale e poi c'è una ragione di equità, c'è una ragione salariale. Un assunto di un dipendente pubblico ha diritto di guadagnare di più di quanto oggi guadagna un dipendente degli enti locali. Si può fare, l'hanno fatto, noi saremo con voi nei prossimi giorni, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, a prescindere anche da ciò che succederà a marzo del 2024 con le elezioni. Buona lotta a tutti!